È stato siglato ieri mattina a Palazzo d'Orléans tra il governo regionale e le parti sociali il protocollo per la partecipazione di ripresa e resilienza del Piano Nazionale per gli investimenti complementari. A porre la firma sul documento, la cui proposta era stata approvata dalla Giunta regionale lo scorso 3 marzo, il presidente della regione Schifani, i segretari regionali della CGIL Alfio Mannino, della CISL Cappuccio e della UIL Lionti, dell'UGL Sicilia Messina e il vicepresidente dell'ANCI Sicilia Tantillo. Questo protocollo, commenta il governatore Schifani, segna un passo importante per la Sicilia nella prospettiva delle sfide che ci attendono prossimi anni con la programmazione e la spesa delle risorse nazionali ed europee. Accogliamo con favore il confronto con il sindacato, soprattutto quando si inizia un percorso strategico di sviluppo. È fondamentale la collaborazione degli attori con i quali dialogheranno costantemente con l'intento di tutelare l'interesse comune e la correttezza dei conti pubblici per il bene della Sicilia e dei siciliani. Con la sottoscrizione dell'accordo si dà ufficialmente il via ai lavori del tavolo regionale territoriale di settore, che sarà convocato con regolarità, composto dal governatore, dal suo delegato, dal coordinatore della cabina di regia regionale, dal dirigente generale della programmazione e dai dirigenti generali dei vari dipartimenti di riferimento rispetto alle materie di volta in volta trattate da un rappresentante per ognuna delle parti che hanno firmato il protocollo. Il documento è previsto dal decreto legge del 31 maggio 2021 e prevede l'attività di monitoraggio sull'uso delle risorse del PNRR, anche in relazione all'utilizzo dei fondi strutturali di investimento europei e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in merito alle ricadute sociali, economiche e occupazionali degli investimenti sostenuti e delle riforme previste da attuare. All'interno del tavolo potranno essere stipulati specifici accordi negozionali in materia di legalità, codice degli appalti e sicurezza sui luoghi di lavoro.